Perché ha deciso di chiudere? Non c'è proprio nessuno in giro. Esatto, proprio per quello, perché non c'è nessuno. Da quanto tempo che... Allora, sono 10 giorni che sono a zero. A zero. Come li stai vivendo queste giornate? Malamente, Perché? perché non c'è più contatto con la gente, bisogna stare isolati in casa. C'è una città chiusa, morta, una città che ha speranze di aperture e di guarigione, ma non si sa dove e come. L'atmosfera è irreale. I provvedimenti anti-coronavirus hanno quasi desertificato Venezia. Poche le persone per strada. Un vaporetto solitario percorre il Canal Grande. I luoghi più impressionanti sono quelli che in genere erano più affollati. Il ponte di Rialto, ad esempio, così non lo si era mai visto. Chi si incontra ha spesso le borse della spesa, è uscito per comprare da mangiare, oppure, naturalmente come da disposizione, per lavoro. Lavoro qui alle gallerie dell'Accademia e museo chiuso, facciamo quello che possiamo fare. Le gallerie dell'Accademia sono chiuse, come gli altri musei, i teatri, i cinema, le scuole e tanti negozi e locali. Cosa l'ha spinta a prendere questa decisione? Beh, sicuramente il provvedimento di ieri sera ci ha fatto fare un esame di coscienza e decidere appunto alla chiusura, per il bene di tutti. Prima ci stiamo alle regole e prima ne usciremo. Lavoro. Chi invece rimane aperto, ad esempio, sono alcune librerie. Fatta la tara sul fatto che sono molti meno i clienti che girano, però quelli che girano comprano molto di più. Ma un po' legato al fatto che devono rimanere a casa poi la sera. Secondo me sì. I veneziani in fondo ne hanno viste tante. La situazione non è certo facile, ma prima o poi passerà anche questa. Ha paura? No, sono sincera, no. Ho le mie precauzioni. Beh, lavarsi le mani è una cosa che penso fin da bambini ci hanno insegnato sempre, non con la mucchina, ma insomma è una norma normale. Poi cosa c'è? E stare a casa, sto a casa.